Sospesi a 100 metri d'altezza sopra lo stabilimento petrolchimico che per anni ha dato loro lavoro e poi gli ha tolto tutto. Sono gli operai della Vinyls, da 4 mesi per loro è scaduta persino la cassa integrazione. Quella di questa mattina è solo l'ultima eclatante protesta dopo un anno di esilio all'Asinara, ormai conosciuta come l'isola dei cassaintegrati. Ora le speranze sono riposte in un possibile acquirente brasiliano. È solo l'ultimo grido che la Sardegna lancia al continente in cerca di risposte troppe volte promesse e mai mantenute. Da Porto Torres al Sulcis l'intera isola dilapidata si è riunita in un unico fronte sindacale. Vertenza Sardegna l'hanno ribattezzata migliaia di lavoratori che hanno perso tutto. Dalle cime industriali alle viscere della terra, pronti a tutto, gli operai dell'Alcoa come quelli della Carbo Sulcis, asserragliati per giorni con la minaccia di farsi esplodere perché nulla hanno più da perdere. E poi l'Eurallumina passata di mano in mano con lo stesso tragico risultato, un nulla di fatto, tutto fermo da 3 anni e mezzo. E ancora la Keller di Villa Cidro che non produce più carrozze ferroviarie ed è in trattativa con i cinesi. E ancora la ILA e la SMS di Iglesias. Storie da una crisi che in Sardegna morde più che in qualsiasi altro distretto industriale d'Italia.